Amendola, visto dei dati che oggi sono andati su Facebook lanciati da un esponente del Movimento 5 Stelle dove si diceva che quello che diceva già in qualche modo il guru di Beppe Grillo Casaleggio, diceva oggi Napolitano ha visto il ragioniere dello Stato per questi motivi, e cioè il PIL -3, tutti i dati insomma devastanti, la disoccupazione giovanile 38%, eccetera eccetera. Sì, io infatti quello che cerco di capire un attimino, perché in questo paese ormai al di là di tante chiacchiere purtroppo ci stiamo trovando che il livello ormai è saturo. Questo governo, io mi ricordo anche prima il governo Monti che era nato con degli obiettivi, dove prima anche diceva il Presidente, dove prima si parlava dello spread, adesso stranamente questo spread non si parla più dello spread, prima era un indicatore che sembrava che se lo sforassimo di un punto crollava il mondo, adesso stranamente questo spread onestamente non so nemmeno quant'è, ma sembra che non interessa più a nessuno. Un governo Monti che di fatto prima con queste politiche di rigore doveva risanare il debito pubblico, ma il debito pubblico è aumentato. Cioè, io mi permetto di dire che alla fine è aumentato. Questo nuovo governo, che in teoria una parte di questo governo, che aveva fatto anche un percorso insieme a noi come SEL, aveva posto l'obiettivo che anche prima Paolini aveva un po' accennato, che era il lavoro. Io ho partecipato all'assemblea quella della CGIL, della presentazione del piano del lavoro, dove c'erano delle proposte concrete, serie. Beh, io questo governo fino adesso io non so che cosa ha fatto concretamente per i cittadini, cioè io non posso da cittadino essere contento di questo governo, cioè io quello che mi auguro che se debba andare avanti poi con questo, io prima anche su Berlusconi ho fatto la battuta santo subito, io non ne posso veramente più, sono anni che parliamo di Berlusconi, non penso che in questo momento è un problema, ma è un cittadino come gli altri per quanto mi riguarda e che deve innanzitutto rispondere davanti alla giustizia. Io se ho dei problemi con la giustizia rispondo, e a me onestamente, che sono 10 anni che si parla soltanto di Berlusconi, di fatto allontanando poi sempre di più l'impegno anche della classe politica che ci dirige, sia di destra che di sinistra, dai cittadini, a me sinceramente dispiace. Cioè in questo momento non ci sono le risorse, dove andiamo a trovare le risorse? Prima parlavamo tanto anche, io sono d'accordo anche quando parliamo di comuni o enti virtuosi, cioè in Italia il virtuosismo di fatto è che tu sei bloccato completamente dal patto di stabilità, cioè più sei virtuoso più hai tanti soldi dentro le tue casse. Io in provincia di Treviso, pur stando all'opposizione, noi abbiamo la bellezza di 90 milioni di euro bloccati che ci costruiremo tranquillamente 9 scuole. Non immagino che cifre possa avere la Regione Veneto. Infatti io, quando venne anche qui il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, incontrò Zaia, parlarono proprio di questo, cioè alla fine ci sono delle regioni virtuose. Ecco forse il discorso dove io non ho ancora capito questo discorso dell'indipendenza veneta, che cosa, cioè ancora cosa deve essere, non mi permetto, sono anch'io per l'espressione. Ecco, iniziamo a ridiscuterlo sul patto di stabilità. Lì nel piano del lavoro della CGIL si parlava anche di quello, iniziamo a rivedere i vincoli del patto di stabilità, investendo in che cosa? Sia sulla parte ecologica che anche su una messa in sicurezza del nostro territorio. Il nostro territorio della Marca, dove io sono consigliere provinciale, ogni volta che le precipitazioni acquose sono leggermente superiori alla media, metà va sott'acqua. C'è un rischio dell'esondazione del Meschio e del Piave, cioè tu dimmi se in questo momento è più utile spendere soldi come il Mose, che io non voglio entrare in quello che sta succedendo in quella situazione, ma lì sono miliardi buttati nell'acqua, ok? Mentre se noi forse iniziassimo a fare una seria politica anche di piccoli cantieri disseminati nel nostro territorio, pulizia degli argini dei fiumi dei comuni, salvaguardia dei boschi, noi avremo un territorio nostro dove ci viviamo. Ecco il rapporto che uno deve avere col servizi forestali.
No, ma io ecco, sono piccole ricette che poi ripartivano anche dal piano del lavoro della CGIL. Ecco, Grillo che fa? Grillo però onestamente a me, cioè, oltre che insultare, continuare io non riesco a vedere una proposta concreta di legge. Noi le stiamo presentando, altre volte... Grillo ha parlato di autonomia e federalismo, che risposte dà al nord per esempio? Ma io non l'ho mai sentito parlare di questi temi. Non parlo di Grillo perché non sono di Grillo, io però quello che sto vedendo è che su alcune lotte siamo vicino a loro, su altre lotte io sinceramente mi sono stufato anche di questi modi di insultare, cioè non si può dire il Parlamento è una tomba puzzolente come ha detto, è un non rispettare le istituzioni. Mi permetta di